Si dice che il primo amore non si scorda mai. Ma com'era? Dolce e appassionato. Immensamente profondo e ingenuo? E quanto è durato? E quanto ci ha segnato? Robert Westall ce ne racconta due davvero speciali. Simon e Angela non potrebbero essere più diversi. Lei è la figlia del pastore, lui un tipo ateo e un po' cinico, ma a Natale scocca la scintilla. Margaret e Ralph si conoscono in estate, durante gli esami di diploma. Lei ha un posto segreto dove va a studiare e l'arrivo di Ralph la turba. Le sembra troppo ricco e troppo popolare, eppure se ne innamora. Simon è arrabbiato. Angela vuole confessarsi e per lui l'idea che un estraneo venga a sapere della loro intimità è intollerabile. È il giorno dei diplomi e Margaret ce l'ha fatta. Ralph ne è felice e ha già deciso il loro futuro. Lei verrà a Cambridge con lui. Simon e Angela si sono lasciati, ma Simon non riesce a non pensare a lei. È la vigilia di Natale e Simon esce nella bufera di neve. E Margaret andrà a Cambridge con Ralph? Cosa desidera davvero?